Assessore Roberti, primo provvedimento della Giunta Fedriga per quanto riguarda l'immigrazione, di cosa consiste? Oggi abbiamo ritoccato quello che era il programma Immigrazione 2018 che ci siamo ritrovati, un programma che prevede risorse per oltre 8 milioni di euro, soldi di tutti i cittadini, quindi riteniamo che in linea con quanto espresso nelle dichiarazioni programmatiche dallo stesso Presidente in aula, bisogna cominciare a tagliare per ridare risorse ai nostri cittadini. Quindi un primo intervento in cui si eliminano alcune azioni, per esempio i fondi dati per corsi ai richiedenti asilo, per guida ai servizi, per informazione ai richiedenti asilo vengono tagliati. C'è un risparmio di oltre 1 milione di euro in 2 anni, 600.000 euro soltanto nel 2018, ma questo sarà un primo passo perché dovremo andare a rivedere tutto un sistema che fino adesso la sinistra ha voluto di accoglienza diffusa e noi intendiamo in un modo completamente diverso. È stato comunque potenziato un capitolo riguardo al rientro volontario. Sì, tutte le cifre, tutte le variazioni sono in diminuzione, eccetto una, che è quella sul rientro volontario assistito, che abbiamo ritrovato stranamente, ma non troppo stranamente, a zero. Viene incrementato quella spesa, ovvero dei fondi destinati ai comuni che hanno magari delle persone che vogliono ritornare in patria, se le vogliono andare dal nostro territorio ma non hanno le risorse per farlo, destiniamo dei soldi per poterle rimpatriare a spese nostre.